Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus Sport edizione di Venezia. Buonasera. Apriamo il nostro notiziario con il calcio. Sono disponibili online su vivaticket.com, così come a Moena, i biglietti di tribuna per assistere all'amichevole di sabato 22 luglio, che vedrà il Venezia affrontare il Genoa sotto le Dolomiti con inizio alle ore 17. Il prezzo per assistere al match è di 15 euro per la tariffa intera e di 10 euro per gli under 12 fino ai 6 anni. In caso di esaurimento dei posti in tribuna saranno reperibili dotazioni per l'opzione Prato. La partita sarà trasmessa live su DAZN. Parliamo di basket. L'Umana Reyer Venezia comunica la firma dell'accordo con Alex O'Connell, ala di 198 cm, proveniente dagli Stockholm Kings, la squadra G-League di Sacramento, dove l'anno scorso ha giocato 32 partite con 9 punti, 5 rimbalzi e 2 assist di media. O'Connell è definito un giocatore dall'alto tasso atletico e di sistema a cui piace correre in campo, oltre ad avere un ottimo tiro da 3 punti. Nasce il 2 giugno 1999 a Baltimora, nel Maryland, negli Stati Uniti. Inizia la sua crescita cestistica alla Milton High School in Georgia. Parliamo ancora di calcio Serie D. È uno dei giocatori più in vista dell'intera categoria, una delle rivelazioni dello scorso campionato, al centro di numerosi interessamenti anche fra i professionisti. Lorenzo Barzon, classe 1999, padovano, esterno d'attacco e fantasista, vestirà la maglia della Cimestre per la stagione 2023-2024. La scorsa stagione con il Cartigliano il fantasista mancino ha collezionato 12 gol e svariati assist. Una curiosità: Lorenzo, oltre che nel calcio, si è distinto anche negli studi, conseguendo una laurea Ca' Foscari a soli 22 anni nel 2021. E il Portogruaro Calcio dà il benvenuto all'esterno Gianluca Stefani. Gianluca Stefani, anno 2003 ala destra, nelle passate stagioni al Venezia Under 19 e al Sandonà, nell'ultima stagione ha difeso i colori del Treviso. A Gianluca, scrive la società in un post sulla sua pagina Facebook ufficiale, il nostro in bocca al lupo per questa nuova avventura in maglia granata. Si chiude qui il nostro notiziario sportivo. Grazie per averci seguito, arrivederci.